una volta alla settimana veniamo qua a farci un po' di spesa, ci danno un pacco viveri per andare avanti. Ringrazio Dio che almeno con questa cosa riesco ad affrontare la quotidianità. C'è sempre una fila molto lunga di gente, tutti bisognosi vengono qui, si prendono questo pacco, ti danno un po' di pasta, riso, olio, quello che c'è, e poi ti danno pane, frutta, verdura. Io faccio un lavoro e lavoro in un albergo come extra, cioè un lavoro che mi chiamano quando c'è bisogno, per una malattia, per un supporto, io vado a lavorare. Dunque io non ho un lavoro fisso, non ho un stipendio fisso mensile, io non so questo mese, cioè diciamo il prossimo mese, quanti soldi mi entreranno in casa. Qui io sono venuto perché pensavo di trovare lavoro. Ho trovato moglie, ho trovato 2 figli, ho trovato tante cose. Ma il lavoro sono dovuto andare a cercarmelo anche in Francia. Mio marito purtroppo non riesce a trovare lavoro, bene, si sta dando da fare, cerchiamo, mandiamo curriculum tutti i giorni, però non riceviamo nemmeno una risposta. Adesso io ho già avuto 2 sfratti esecutivi, io al 10 di gennaio dovrei lasciare questo appartamento. Chiedo di lasciarmi in questa casa, essendo che sono nata e cresciuta in questa casa, tutto quanto, casa privatamente non me lo posso permettere, la mia richiesta è solo di poter restare qua. Dove vado io? Devo andare in strada?